34 a Vibo Valencia. Non telefonare, bussa e di che sei amico di Ciccio, che ti fanno entrare nel mondo del discount di lusso. Sì. Continuiamo così, già che ci siamo, a posto, sigla. Va ora in onda Aria fritta, Vaticano, fatti nostri e varia umanità, con Antonino Danna. Ci mancava pure il signor Razzise di Fog Days Production che si prendesse tutta sta confidenza, ma abbiamo pure lo spot prima di... cos'era? Vibo Style 2000, veramente, io non ho parole. Comunque, vabbè, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è Aria Fritta, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 2 dicembre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, videopillole e molto altro ancora. Ma attenzione, prima la creanza. Signore e signori, si parte con Ilary Blasi chiede per Francesco Totti l'imputazione coatta. Come tutta la vicenda. Vi abbiamo letto il Macheda del giorno. Compare, lei che è il radioso nonché glorioso ideologo di questa trasmissione, che cosa ne pensa? Eccoci qua, ecco, no, mi pareva giusto, insomma, dare voce anche ai nostri due primi graditi ospiti della serata, che sono come sempre Gianni Macheda, che ringrazio per il suo Macheda del giorno, e il compare con il suo triplice fischio, che puoi interpretare in vari modi e poi associare ovviamente alla situazione in cui noi ci troviamo. Ma adesso, signore e signori, è giunto il momento di partire. Si parte ballando. Con che cosa? Con un pezzo del 1986, anzi 85. Walk Like an Egyptian delle Bangles. Andiamo.